Avvicinare l'Europa ai suoi cittadini ed i popoli dell'Unione fra loro. È questo l'obiettivo della Festa dell'Europa, che ricorre il 9 maggio. Con questo scopo l'Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio e l'Istituto Comprensivo Terzo di Sora hanno organizzato nell'Auditorium Baronio una giornata sul tema Allenamenti alla cittadinanza, in cui sono stati illustrati i risultati di numerosi progetti dei programmi operativi nazionali finanziati dai fondi strutturali europei. Questa giornata chiude un percorso all'interno dei progetti PON che abbiamo svolto con l'Istituto e nello stesso tempo chiudiamo questa mattinata con la Festa dell'Europa. Il 9 maggio è una data importante, credo che i nostri ragazzi debbano conoscere le date. Noi eravamo educati quando eravamo più piccini con la corona portata ai caduti il 4 novembre, loro non lo fanno più e forse si sono persi qualcosa, perché è come se avessero perso i segnali della nostra dimensione civile, della nostra appartenenza. Allora siamo cittadini europei in quanto cittadini italiani e allora festeggiamo l'Europa perché è giusto che sia così. Abbiamo colto l'occasione appunto per la conclusione di questi progetti che abbiamo condotto durante l'anno di cittadinanza con i ragazzi, di viaggi di cui loro ci parleranno perché faranno alternanza all'estero, faranno esperienze di cittadinanza all'estero, quindi un potpourri della nostra esperienza insieme alla Scuola Media Facchini, che ha un'esperienza legata all'Europa molto forte. La professoressa Viglietta è un'ambasciatrice di Twinning, quindi abbiamo messo insieme tante piccole forze del territorio cercando di fare qualcosa di bello per i nostri ragazzi. La scuola, che ha come dovere istituzionale l'educazione alla multiculturalità, alla tolleranza, all'apertura, non può non portare avanti progetti del genere. La Scuola Media Facchini da anni è impegnata in progetti e-twinning, abbiamo dei partner a livello europeo con i quali, ripeto, da 4 anni ci scambiamo corrispondenze epistolari e adesso, avvalendoci delle nuove tecnologie, abbiamo anche collegamenti via Skype, per cui è un modo nuovo, altro, alternativo, accattivante e anche divertente perché i ragazzi possano crescere in una dimensione europeistica. Ad aprire la manifestazione i saluti dei dirigenti scolastici e del sindaco Roberto De Donatis, seguiti dall'esecuzione dell'Inno d'Italia e dell'Inno alla Gioia da parte di una rappresentanza dell'orchestra giovanile della scuola Edoardo Facchini di Sora. L'Europa è un'istituzione invece fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi, per poter competere in un mondo ormai in cui le sfide globali ritengono necessario la condivisione di quelle che sono le risorse di questo continente, che ha una sua identità ed è un'identità che può essere salvaguardata solo stando insieme all'interno dell'Europa. Oggi promuoviamo questa giornata e mi fa piacere che i nostri ragazzi forse sono più consapevoli dell'importanza dell'Europa di tanti adulti. Protagonisti della giornata gli alunni dell'Istituto Cesare Baronio e del Comprensivo Terzo, che hanno illustrato come essere cittadini attivi e consapevoli e raccontato le esperienze con i progetti e-twinning. A chiudere la giornata dedicata all'Europa l'intervento del professor Marcello De Rosa, presidente del corso di laurea in Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha trattato il tema La prima politica europea comune, la PAC. In particolare sulla prima iniziativa di politica economica comune, che è quella agricola, cioè la PAC, la politica agricola comunitaria. Una PAC concepita in un contesto storico molto difficile, cioè quello del dopoguerra, una PAC che è riuscita cioè a risollevare le sorti dell'autosufficienza alimentare dei cittadini europei per poi traghettare il modello di politica economica verso un'agricoltura più sostenibile, più rispondente alle esigenze dei cittadini, esigenze di sicurezza alimentare e di un ambiente naturale ben conservato.